primo pomeriggio in provincia di Rovigo un'auto per cause ancora in fase di accertamento è volata giù per la scarpata nell'impatto, morta una 18enne e feriti gli altri 2 passeggeri. Si è spenta a soli 17 anni a causa di un tumore cerebrale. Domani a Cittadella i funerali di Beatrice Anna Maria, la ragazza era stata operata il giorno del suo compleanno. Scontro politico a Venezia sui manifesti elettorali della Lega con lo slogan No Moschea rimossi dai bus a CTV dopo l'esposto dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia. Padiglione della Russia, ispettori del Ministero della Cultura, a Giustiniano e Mirino la corrispondenza e presunte violazioni delle sanzioni, ma la Biennale replica è tutto in regola. Grave infortunio a Vittorio Veneto, 42enne di Sacile schiacciato dalla cabina elettrica su cui stava lavorando, lesioni agli arti e trasportato in ospedale. Rapina con il taglierino alla sala slot di Marostica, bandito minaccia la cassiera e scappa con meno di 50 euro, episodio isolato ma che crea inquietudine, commenta il sindaco Mozzo. Denuncia un furto nel proprio garage nel quartiere Arcella, Padova, ma finisce nei guai. La polizia gli trova droga e un bilancino, intanto i 3 ladri tornano sul posto e vengono arrestati. Realtà virtuali, installazioni interattive e molto altro nel nuovo museo De Colle Euganeo che è stato inaugurato a Villa Beatrice d'Este. Buonasera, ben ritrovata, edizione regionale dei nostri notiziari e dunque la cronaca in primo piano con un terribile incidente nel primo pomeriggio in provincia di Rovigo. Un'auto per cause ancora in fase di accertamento è volata giù per la scarpata, nell'impatto è morta una ragazza. Uno schianto mortale è costato la vita a una ragazza di soli 18 anni, quello avvenuto nel primo pomeriggio attorno alle 14:20 lungo la strada arginale del fiume Po a Canaro, in provincia di Rovigo. Un'auto con a bordo 3 persone è volata giù per la scarpata, ribaltandosi e finendo con l'abitacolo schiacciato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto gli occupanti. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM non ha potuto far altro che dichiarare il decesso della giovane. Una seconda donna è stata invece stabilizzata sul posto ed è trasportata in ospedale a Padova, ma non è in pericolo di vita. Anche il conducente, un uomo di 32 anni, è stato assistito sul posto dai sanitari del SUEM 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso, che dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, costata la vita a una giovane donna. Traffico in tilt lungo la 13 con ripercussioni giunte fino all'area di Padova per un tir che si è ribaltato in mattinata ad Occhiobello. Viaggiava carico di scooter il tir che questa mattina intorno alle 7 si è ribaltato lungo la 13 nel territorio di Occhiobello. Il mezzo pesante percorreva la strada in direzione nord nella carreggiata che da Bologna porta verso Padova. Un ribaltamento è avvenuto in modo autonomo che non ha causato conseguenze al conducente né coinvolto altri mezzi. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con l'autostrada bloccata all'altezza di Occhiobello fino a metà mattina. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal comando di Rovigo e Ferrara che hanno operato con l'autogru per la messa in sicurezza e la rimozione del tir. Sulle cause dell'incidente sta indagando la polizia stradale. Si è spenta a soli 17 anni a causa di una grave malattia cerebrale. Domani a Cittadella i funerali di Beatrice Anna Maria, la ragazza era stata operata il giorno del suo compleanno. Era stata operata proprio nel giorno del suo 17° compleanno. Beatrice Anna Maria Ivascu, una forma rara di malattia cerebrale, l'ha strappata alla vita, alla sua famiglia e agli amici. Un anno fa la scoperta della malattia, a cui erano seguiti l'intervento e le terapie. A Cittadella la piangono la famiglia, i genitori, i fratelli e i compagni di classe del liceo artistico Fanoli, dove frequentava la quarta. Sognava di diventare stilista Beatrice Anna Maria, che aveva anche creato una linea di abiti con il marchio BAM. I funerali della 17enne si terranno domani alle 15:30 nella chiesa dei Frati di Cittadella. Scontro politico a Venezia sui manifesti elettorali della Lega con lo slogan No Moschea rimossi dai bus a CTV dopo l'esposto dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia. Ritengo che sia un'azione forte, non ce l'aspettavamo perché riteniamo che siano nel rispetto di tutte le regole,
il no moschea è un no moschea principalmente per quanto riguarda il piano regolatore. Così Sergio Vallotto, segretario provinciale Lega Venezia, partito, costretto a rimuovere dai bus e CTV i manifesti per la campagna elettorale recanti la scritta no moschea, dopo l'esposto dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia, ritenendo i messaggi religiosi incompatibili con le condizioni contrattuali. Convela, la società che gestisce il trasporto pubblico per il Comune di Venezia, che rimuoverà i 70 banner dei bus entro le prossime ore. Io non sono a conoscenza dell'esposto, ovvio che noi per affliggere manifesti abbiamo un regolare contratto, sono stati valutati sia dal gestore che immagino anche da Vela, CTV o chi per esso, e quindi sono stati appisi perché nulla avevano di contro qualcuno o di razziale o di qualsiasi altra cosa, ma bensì un manifesto ben chiaro sulla nostra idea sulla moschea. Dal canto suo Vela, in un comunicato, fa sapere che dopo attente valutazioni effettuate sulla base dei riferimenti contrattuali vigenti, ne ha disposto la sospensione riscontrando la presenza di contenuti di natura religiosa non compatibili con le regole che disciplinano l'utilizzo degli spazi pubblicitari sui mezzi del trasporto pubblico locale. Al committente è stata contestualmente proposta la sostituzione del messaggio con un alternativo conforme, si legge nella nota, alle condizioni contrattuali in essere. Ma la Lega non ci sta. Ha affittato 2 vele che circoleranno ininterrottamente lungo tutte le vie cittadine con gli stessi manifesti rimossi dagli autobus e non esclude nel frattempo la possibilità di adire o meno per le vie legali. Per il momento non c'è nessuna intenzione di adire nessun tipo di via legale, accettiamo la decisione di Vela o del gestore e quindi vediamo nei prossimi giorni. Elezioni amministrative, dalla moschea alla sicurezza, con la visita martedì prossimo del prefetto Gabrielli. Sentiamo il candidato sindaco Andrea Martella. I luoghi di culto sono previsti dalla nostra Costituzione, se sono pagate dai fedeli non hanno costi pubblici, possono essere fatti se c'è il rispetto delle leggi nazionali, delle normative sanitarie, delle normative urbanistiche e anche di quello che è il contesto sociale. Se dovessi essere sindaco, anzi quando diventerò sindaco mi occuperò seriamente di questa cosa con equilibrio e responsabilità, come mi pare non facciano le altre forze politiche in campo. Senza entrare nel merito dei manifesti leghisti no moschea rimossi dagli autobus, il candidato sindaco per il centro-sinistra Andrea Martella si esprime in merito alla questione che sta infuocando la campagna elettorale e aggiunge: stiamo parlando di cittadini italiani che lavorano, che pagano le tasse e quindi penso che il compito di tutti sia quello di cercare di integrare anche tramite le elezioni del Consiglio Comunale, affermare la cittadinanza, affermare i diritti. Ma ad animare la campagna elettorale c'è anche la questione sicurezza. Martella accoglierà il 5 maggio a Mestre il prefetto Franco Gabrielli per fare il punto sul tema, partendo da una passeggiata in via Piave. Ci darà sicuramente dei consigli utili per affrontare questa questione, per affrontarla seriamente in una logica di controllo del territorio, in una logica di rigenerazione della città ed in una logica di politiche sociali che possono prevenire le situazioni di disagio che poi diventano degrado e diventano insicurezza per tutti. Infine la Biennale. Il Ministero della Cultura ha inviato ispettori a Ca' Giustignan per accertamenti in relazione all'allestimento del padiglione russo. Nel mirino la corrispondenza e presunte violazioni delle sanzioni, ma la Biennale dichiara è tutto in regola. Venezia è una città aperta al confronto, alla cultura, all'incontro tra persone e popoli. La Russia va condannata sempre, all'Ucraina va data sempre il massimo della solidarietà. Le scelte sono della Biennale, è evidente che non devono essere scelte propagandistiche di un regime, ma scelte culturali. Bisogna verificare se sarà così.
Ed ora nel Trevigiano con un grave infortunio sul lavoro nella zona industriale di Vittorio Veneto. Un elettricista di 42 anni residente a Sacile in provincia di Pordenone è rimasto schiacciato da una cabina elettrica mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi che hanno allertato gli operatori del SUEM 118. L'operaio è stato trasportato all'ospedale di Treviso, non è in pericolo di vita ma la prognosi è riservata. Il 42enne ha riportato gravi lesioni alle braccia. Per chiarire la dinamica e per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri e gli uomini del nucleo Spisal dell'ULS 2. Ha destato grande scalpore la notizia della rapina compiuta a Marostica ai danni della sala slot. Sul tema sicurezza è intervenuto anche il sindaco Matteo Mozzo. Un'azione fulminea durata pochi secondi nel cuore della notte. Sono circa le 3 quando un uomo con il volto travisato entra nella sala slot Admiral. Siamo in via Montegrappa, a 2 passi dal centro storico di Marostica. Il rapinatore armato di coltello raggiunge la cassiera e minacciandola le intima di consegnargli il contenuto del registratore di cassa. All'interno della sala slot in quel momento, oltre alla dipendente, c'è un cliente. La donna non oppone resistenza e consegna il contante, pare poche decine di euro, forse meno di 50. Il bandito esce dal locale e si allontana velocemente facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, allarmati dalla cassiera, arrivano i carabinieri che stanno indagando sul caso. Utili alle indagini potranno rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Un episodio che crea una certa preoccupazione tra i cittadini. Mette inquietudine e anche sempre c'è un po' di senso di maggiore attenzione quando succedono fatti di questo tipo. C'è da dire che comunque al momento direi che per fortuna risulta essere un caso isolato. Noi siamo a disposizione sempre delle forze dell'ordine nel mettere a disposizione tutte quelle che sono le immagini della videosorveglianza della rete pubblica cittadina, per cui insomma la collaborazione è massima come è sempre stato anche in altri casi e attendiamo. Sicuramente non bisogna abbassare la guardia e anzi, se le persone, i residenti ma anche chi è semplicemente di passaggio vede delle situazioni sospette, una chiamata alle forze dell'ordine è sempre un aiuto in più e un disincentivo in più. Si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella chiesa di Tencarola di Selvazzano Dentro i funerali di Marco Cossi, il 47enne ucciso a coltellate a Padova, in carcere accusato dell'omicidio l'amico e socio Samuele Donadello. Sarà celebrato nella chiesa di Tencarola dedicata a San Bartolomeo il funerale di Marco Cossi. Le esequie si terranno sabato 2 maggio alle 10. A dare l'ultimo saluto al 47enne ucciso con 20 coltellate in via Isonzo a Padova, nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, l'anziana mamma che Cossi accudiva, il fratello e la sorella, i parenti e gli amici, compresi quelli del bar centralino di Tencarola, dove, con Samuele Donadello, aveva dato vita al suo sogno, quello di aprire un food truck che doveva iniziare proprio quel lunedì dal mercato di Camisano Vicentino. Per il suo omicidio è in carcere da 6 giorni proprio il socio e amico Samuele Donadello, che in un interrogatorio fiume in questura avrebbe ammesso un violento litigio finito in tragedia causato, a suo dire, dall'intenzione di Cossi di vendere sigarette con il principio attivo del THC e droga in quel food truck. Sul movente di un omicidio cruento, per ora, non c'è ancora certezza però. Continuano infatti le indagini degli agenti della squadra mobile coordinati dalla Procura di Padova. Il sospetto che si trattasse di un caso di overkilling e che l'assassino andasse cercato tra i contatti più stretti della vittima aveva da subito dato una svolta alle indagini e stretto il cerchio intorno al presunto assassino. L'arma del delitto, un coltello a stiletto o una baionetta, non è ancora stata trovata dagli investigatori che stanno continuando a lavorare anche sul profilo della vittima. Rimaniamo a Padova, denuncia un furto nel proprio garage nel quartiere Arcella, ma finisce nei guai. La polizia gli trova droga e un bilancino tra gli scaffali. Intanto i 3 ladri tornano sul posto e vengono arrestati in flagranza con attrezzi da scasso.
Una situazione surreale, quella avvenuta nella notte nel quartiere Arcella a Padova. Un giovane ha chiesto l'intervento della polizia per un tentato furto in casa, ma è stato a sua volta segnalato per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. È quanto avvenuto nella notte in via Saetta, quando un 26enne italiano ha contattato il 113, dopo aver sorpreso un uomo mentre forzava la saracinesca del suo garage. Il sospettato, dopo essere scappato a bordo di un'auto con altri 2 complici, è tornato poco dopo sul posto con l'auto a fari spenti. Le volanti hanno però intercettato il veicolo e arrestato i 3 occupanti, un 26enne italiano alla guida e 2 cittadini albanesi di 24 e 37 anni, entrambi con precedenti. All'interno dell'auto sono stati trovati diversi annesi da scasso, tra cui un piede di porco, un cacciavite, guanti, una mazza da baseball e un coltello. Per i 3 è scattato l'arresto in flagranza per tentato furto aggravato in concorso. Durante il sopralluogo nel garage della vittima però la sorpresa. Gli agenti hanno scoperto 2 involucri con circa 60 grammi di hashish, oltre un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 26enne, che aveva dato l'allarme, è stato quindi segnalato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Tentati furti veri e propri e spaccio non sono però episodi isolati nella zona. I residenti dichiarano di non sentirsi per questo più al sicuro come un tempo. È un disastro perché è inutile che ci vengano a dire che tutto tranquillo, che non serve zona rossa, che qua e che là. È un disastro. Adesso è diventato invivibile, soprattutto anche uscire la sera. Io non esco la sera, però... Non si sente al sicuro? No. La zona non è molto sicura, però quello che è rassicurante è che spesso si vedono passare auto della polizia, i carabinieri, quindi da una parte il senso di sicurezza c'è perché le forze dell'ordine sono presenti, però peraltro non è... Ci sono spesso magari episodi come questo di spaccio? Sì, ma anche molti tentativi di furto, di ingresso anche nel nostro condominio è successo. Ci sono parecchi migranti che cattivi, insomma persone, dobbiamo stare molto attenti all'occhio. Siamo in una zona proprio brutta, bruttissima, diciamo. Io è da 50 anni che abito qui, però io qua gli ultimi 2 o 3 anni è una cosa disastrosa. È scattato poco dopo la mezzanotte l'allarme dei vigili del fuoco per l'incendio in un capannone di un ex vivaio ad Abano Terme. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella dolosa. Hanno lavorato fino al mattino i vigili del fuoco per domare un violento incendio in via Monte Santo ad Abano Terme. Ad andare a fuoco un capannone di 1200 metri quadrati di Vivai Garden che ha tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco del distaccamento di Abano Terme, supportati da 2 squadre della sede centrale di Padova e dai volontari di Borgoricco. A lanciare l'allarme poco dopo la mezzanotte i residenti della zona, vedendo le fiamme alzarsi dalla struttura ormai in disuso da un anno. Fortunatamente non si registrano persone intossicate o ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ora indagando sulle cause del rogo assieme al nucleo investigativo antincendi regionale dei vigili del fuoco. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, anche quella del dolo. L'avvocato Maurizio Panizza difende il ministro Nordio dalle accuse in queste ore sul caso di Nicole Minetti e dice che anche l'Italia si sta muovendo molto bene sul caso Cram Montanà, evitando di pagare le fatture che la Svizzera ha chiesto ai genitori dei ragazzi curati nelle ore successive alla tragedia. Lei dice che è un po' una costruzione anche... si cerca di scavare una fossa politica attorno al ministro Nordio. Lei vede questo come tentativo, che sarebbe un tentativo di indebolire ulteriormente il governo? Ma mi pare che sia abbastanza chiaro che le forze politiche di opposizione stanno tentando di mettere in discussione il ruolo del ministro Nordio. Ma ripeto, il ruolo del ministro Nordio è marginale in una vicenda di questo genere, perché non è lui che fa l'istruttoria di fondo. L'avvocato Maurizio Panizza non lascia dubbi sul ruolo del ministro Nordio, attaccato in queste ore per il caso di Nicole Minetti. Non spettava a lui istituire un'istruttoria per verificare che le lettere inviate al Quirinale per chiedere la grazia fossero veritiere. Le dimissioni, quindi, che da più parti a sinistra si chiedono, sono fuori discussione. Non è che io devo difenderlo in modo particolare. Il ministro Nordio si difende da solo in una vicenda di questo genere, dove la sua responsabilità è assolutamente molto marginale. Non è che può rispondere il ministro per le relazioni che sono state fatte da un'attività magistratuale come quella della dottoressa Nanni.
Una difesa dell'Italia che l'avvocato estende anche al caso di Crans Montana, una tragedia immane che oggi chiede un vergognoso prezzo in denaro a chi ha pagato con la vita umana. Chiarissimo quello che la Svizzera avrebbe dovuto fare, mentre, sottolinea l'avvocato, nessuno in Italia deve pagare. Diciamo subito che siccome si tratta di un evento straordinariamente eccezionale, avrebbe dovuto essere trattato in maniera straordinariamente eccezionale anche dal punto di vista giuridico, cioè avrebbe dovuto essere preso in mano dalla Confederazione Svizzera con un provvedimento ad hoc specifico che faceva carico alla Svizzera l'onere di tutto ciò che era conseguente a questa immane tragedia, salvo poi la Svizzera rivalersi sul responsabile o sui molti responsabili. Per cui ha fatto molto bene il governo italiano a muoversi attraverso il suo ambasciatore, a fare le dichiarazioni che hanno fatto fino a questo momento, a dire non ne parliamo neanche, noi non scendiamo sul vostro terreno perché noi siamo l'Italia e l'Italia è sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista. Abbiamo dato delle prestazioni, benissimo, siamo onorati di averle date anche ai cittadini svizzeri. La Svizzera prenda esempio da noi e faccia la stessa cosa con riferimento alle cure e alle attività che ha prestato a favore di cittadini italiani. Realtà virtuale, installazioni interattive e molto altro nel nuovo Museo dei Colli Euganei che è stato inaugurato a Villa Beatrice d'Este. È nato Museum, il nuovo museo dei Colli Euganei a Villa Beatrice d'Este, in provincia di Padova, dove tecnologia e storia si incontrano per raccontare un territorio. Riapre con la possibilità di immergersi a 360 gradi nella dimensione dei Colli Euganei. I Colli Euganei che non sono solo paesaggio, che qui in Villa Beatrice domina e vede appunto questo edificio storico troneggiare in un contesto meraviglioso di orizzonti, ma sono tante altre cose, sono storia, sono cultura, sono letteratura, sono fauna, flora, sono prodotti agricoli di eccellenza. Ecco, Museum mette assieme tutto questo. Un recupero importante di una villa storica promosso dalla provincia di Padova in sinergia con le amministrazioni locali e grazie al contributo di 750.000 euro della Fondazione Cariparo. Questo è bene per la cultura, è bene per la coesione sociale, è bene per la conservazione ovviamente del patrimonio storico-artistico, ma va bene anche per i colli, per l'economia dei colli. Devo dire che mi ha felicemente sorpreso vedere qua tanti sindaci di tutto il circondario, perché questo è un arricchimento comune. Avere consapevolezza di questo è un buon inizio. Un'esperienza immersiva, quella realizzata in cima al Monte Gemola, che vuole raccontare gli Euganei. Questo è uno dei punti multimediali dove scoprire le gemme dei Colli Euganei, quali vedete il vino, il miele, l'olivo, l'olio e i piselli, detti anche i bisi. La storia della villa, prima monastero, ha uno spazio dedicato, vi sono riferimenti anche ad approfondire il mondo della letteratura, della poesia con uno specifico contatto al Parco Letterario dei Colli Euganei e l'immersione attraverso gli strumenti digitali non si può raccontare, è da vivere. Aperto nei fine settimana e nei giorni festivi, il nuovo museo sarà ad ingresso gratuito per i primi 2 mesi per i residenti in provincia di Padova. Qui c'è molto da un punto di vista naturalistico, paesaggistico, ambientale che merita essere conosciuto dai cittadini veneti e non solo, e per far questo ogni strumento è adatto, come in questo caso l'iniziativa proposta oggi che vede l'introduzione della dimensione digitale per cercare appunto di far conoscere ed entrare quindi più in contatto paradossalmente con una realtà naturale. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.